Mi chiamo Colombo Antonino, in arte Tony Colombo, sono nato l'11 maggio dell'86 a Palermo e sono un toro. Certo, se ci penso e penso a Mario Merola, mi tornano in mente un sacco di momenti bellissimi. Era agosto del 92, stavamo andando insieme alla mia famiglia a vedere questa grande festa di piazza a Palermo, in Piazza Calza si chiama, è una zona molto bella dove poi negli anni successivi sono andato a cantare una marea di volte. Ho fatto anche tanti concerti in quella piazza. Stavamo andando a vedere Mario Merola, che per noi è stato sempre un grande simbolo, voglio dire, non solo familiare ma anche per la Sicilia, per Palermo. E durante, diciamo, parcheggiammo la macchina e durante l'avvicinamento, diciamo, alla piazza, un fratello di mia mamma, per scommessa insieme a mio padre, disse: adesso faccio cantare tuo figlio insieme a Mario Merola. Ma nessuno ci credeva, nessuno di noi aveva mai capito che poteva mai succedere una cosa del genere. Così lui, di sua spontanea volontà, mi portò all'interno del famoso Jolly Hotel, all'epoca si chiamava ancora Jolly Hotel, dove alloggiava Merola. E lui mi sentì cantare e disse: io durante la serata allora facciamo così, ti chiamerò, verrai sul palco a metà spettacolo e canterai con me una famosa canzone che è uscita quest'anno, quindi nel 92. La canzone si chiamava Cientan, insieme ad Alessio. A un certo punto della serata lui mi chiama sul palco, mi fa sedere sul palco con lui e mi fa cantare. C'erano penso 20.000 persone. La cosa bella è stata che alla fine di quella famosa canzone il pubblico fece un applauso che durò tipo 2 minuti. Lui guardava il pubblico e poi guardava me, guardava questo bambino che i calzoni corti alla canottiera. Diceva: com'è possibile? Guardava la gente quasi sbalordito. Quando si fermò l'applauso lui disse: ma prima di tutto questo voglio capire una cosa, ma tu come ti chiami? E io risposi: mi chiamo Colombo Antonino, maestro, e sono nato qui vicino. Così lui disse: da questo momento in poi devi chiamarti Tony Colombo. Mise la mano in tasca e mi regalò 50.000 lire. E disse: io fra 10 anni scenderò a Palermo e non potrò più cantare perché mi hanno fatto vecchio, perché mi hanno fatto una cosa di sordi. E tu sarai, secondo me, un grande artista. Finendo quella serata, mio padre non è riuscito a dormire quella notte perché per lui era quasi una rivincita per la sua vita. Lui che aveva fatto il cantante e non c'era riuscito, voglio dire, a realizzare il suo sogno, Merola aveva detto a suo figlio, un bambino di 6 anni, che doveva fare il cantante. E quindi Merola per me rappresenta tutto l'inizio della mia vita e se parlo di lui ho sempre quell'emozione negli occhi perché per me è stato un padre artistico a tutti gli effetti. Lo abbiamo capito secondo me quasi subito perché nel dicembre dello stesso anno, del 92, mio padre decide di farmi fare questa famosa cassetta. All'epoca c'era ancora la cassetta, il CD era appena uscito e quindi si vende tutto. Si vende la macchina, si vende la TV di casa. Noi una famiglia umilissima, una famiglia abbastanza povera, quindi non avevamo degli averi, non potevamo fare un disco che costava all'epoca 3 milioni, erano tanti 3 milioni. E quindi lui fa tutti i sacrifici possibili e immaginabili per far sì che quel sogno si avveri. E il 24 di dicembre di quell'anno, io mi ricordo che ero al mercato con papà perché papà lavorava in un mercato popolare di Palermo e papà mi guarda, mi ricordo che aveva un bomber che faceva freddissimo, con le mani in tasca, sorride e dice: ce l'abbiamo fatta. E da dentro questo bomber caccia la sua mano, diciamo, fuori e aveva la cassetta in mano, la mia prima cassetta che si chiamava Villeggiante, con tutto il remake, canzoni di altri cantanti. E per noi da lì è iniziata quasi una sfida contro la vita, contro il potercela fare, perché non è stato facile arrivare ad essere pian piano conosciuto da tutti. All'epoca non c'erano social, non c'era nulla, quindi abbiamo da subito intuito, io e mio padre, che forse quello era quello che dovevamo fare nella vita. Ci sono stati molti amici, molte persone perché a quel punto vedevano questo bambino che cresceva man mano 7 anni, 8 anni, 9 anni, pian piano diventare il fenomeno di Palermo e non solo, anche di qualche paese più vicino, quindi all'improvviso tutti erano utili, tutti avevano sempre qualcosa da darti. Quindi nel mio cammino di persone che mi hanno aiutato ce ne sono state tante. Una su tutte, diciamo, non è stata un amico, è stata una persona proprio di famiglia, è stata mia nonna, che è stata la mamma di mia mamma, che per noi è stato un perno importante, perché era quasi lo sfogo di quando
qualcosa magari non andava bene, lei era sempre, diciamo, tra virgolette, il santo della famiglia, no? Era la mamma di tutti, e quindi ci dava sempre il coraggio di dire non vi preoccupate che domani le cose si aggiustano e sicuramente questo sarà quello che tu devi fare nella vita. E quindi ci siamo stretti, voglio dire, ci siamo chiusi in casa, abbiamo abbracciato la nostra famiglia così forte quasi da mancarci il respiro per farcela, per arrivare a un sogno che oggi fortunatamente dopo tutti questi anni si è realizzato. Mi ricordo l'America come fosse ieri, avevo 14 anni e papà, ovviamente ancora, facevamo un sacco di sacrifici, sai, perché comunque Palermo non era Napoli, non è Napoli. A Napoli ci sono tantissime usanze per fare il cantante. Per dirne una su tutte, voglio dire, il matrimonio senza i cantanti non esiste a Napoli. Invece a Palermo sì. Diciamo che quando chiamano un cantante a Palermo a un matrimonio è una cosa impressionante, voglio dire, è una cosa quasi wow, hai fatto i cantanti al tuo matrimonio. Mi ricordo che all'epoca lavoravamo ma erano poche, voglio dire, le feste, le piazze che facevamo, e quindi non avevamo grande disponibilità, ancora, voglio dire, facevamo ammorsi per andare avanti proprio nella vita, voglio dire, anche quotidiana. Dovevamo ritirare il passaporto, mio padre doveva ritirare il suo passaporto e doveva pagare delle marche da bollo, diciamo, per poter ritirare questo passaporto, e mi ricordo che per andare in America l'abbiamo ritirato tipo il giorno prima, perché ecco, vendeva qualsiasi cosa per poter andare avanti. Una volta arrivati in America abbiamo come tutti quelli che arrivano in America e atterrano al Kennedy, si immaginano che quando si aprono le porte dell'aeroporto del Kennedy tu vedi grandi palazzi, no? Vedi tutta l'America, nel senso quell'immaginario che abbiamo dell'America, ma quando esci da lì sei a 60 km diciamo, dal centro di New York e non vedi nulla, non c'è nessun palazzo, non c'è niente, quindi aspettavamo con ansia quei chilometri pian piano che ci avvicinavamo verso New York, il centro di New York. Da lontano abbiamo iniziato, era sera, abbiamo iniziato a vedere questi palazzi giganti che pian piano, più andavamo vicino e più si facevano enormi. Quando ci siamo girati a destra abbiamo visto la Statua della Libertà, abbiamo realizzato che finalmente per la prima volta avevamo fatto una cosa che usciva fuori gli schemi di quello che poteva essere il sogno di fare il cantante non solo a Palermo ma anche fuori da Palermo. L'esperienza dell'America mi ha segnato tanto, ho avuto il piacere di cantare per diverse migliaia di persone. In una di quelle 4 serate, di quei 10 giorni siamo stati in America a 14 anni, mi ricordo che in una di quelle sale abbiamo fatto una festa e c'erano 2000 persone. E pensate che era tutto un pubblico di persone abbastanza grandi di età. Non c'erano ragazzi di 15 anni o di 20 anni o di 30, si parlava di over 50, over 60 e over 70. Quando io mi sono trovato davanti un ragazzo di 14 anni, un bambino di 14 anni, davanti a 2000 persone di quell'età, ho capito di avere una grande responsabilità in mano, quella di regalare un'emozione. Magari qualcuno non andava in Italia e non veniva a Palermo da 30 anni, poi parlando con la gente ho capito e ho visto negli occhi di quella gente tanta sofferenza per il fatto che sono andati fuori, sono andati lontano dalla propria terra, ecco, il sacrificio per dare un futuro ai figli. E quella è stata un'esperienza che mi ha segnato, e al di fuori di quello poi ho avuto piacere di cantare un po' dappertutto, ho avuto piacere di cantare, di girare tutta l'Europa, e ho conosciuto tantissime persone che come me, come mio padre, stavano cercando di avere un futuro migliore. Ma per arrivare a quello ci sono state tante cose molto belle, soprattutto mi ricordo la mia prima canzone, l'ho scritta a 14 anni, quasi 15 anni, e si chiamava Se fare l'amore, che poi è all'interno di un mio disco che si chiama Come una fiaba. Subito dopo ho scritto La Regina dei Sogni, che è una canzone che mi ha portato a far cantare veramente tantissime persone, migliaia, forse direi qualche milione di persone. Quindi La Regina dei Sogni ancora oggi, dopo 20 anni dal famoso 2000, mi accompagna in tutti i concerti. Certo, il fatto di scrivere le canzoni non è una cosa semplice, soprattutto perché devi assumerti 2 responsabilità, quelle di scriverle e quelle di cantarle. Quindi il fatto di cantare per la gente e cantare delle tue storie, magari delle cose che vivi tu personalmente, non è mai così semplice. Per arrivare a Tatanka, che ho avuto il piacere di essere la colonna sonora di quel film molto bello, che parla di un pugile, dell'esperienza di un pugile, la vita privata di un pugile napoletano, è passato ancora qualche anno, quindi parliamo del 2009, quando un giorno all'interno di un disco che si chiamava
si accettano scommesse, ho inserito una canzone che io non credevo potesse mai fare questo grande successo. E la canzone era appunto Com'è bello sotto le stelle, sento freddo in coppa a pelle, la famosissima Sotto le stelle. Io ho avuto piacere sì di lavorare con tante persone, soprattutto ho conosciuto tanti uomini, e quando dico uomini significa persone con grandi sentimenti, con grande cuore. Ho avuto sul palco con me diversi personaggi, donne importanti, quale Belen, quale tante altre, voglio dire, donne che mi hanno accompagnato e non solo, e mi hanno dato in un certo senso anche un'esperienza e un pezzo della loro vita accompagnandomi, ecco, nei miei concerti. Ma non solo nelle serate, voglio dire, nelle mie serate, nei miei sold out, che fortunatamente ne sono stati tanti nell'arco degli anni. Io ho lavorato con molti personaggi anche della musica internazionale, uno su tutti è Phil Palmer, che è uno dei chitarristi più importanti del mondo, chitarrista di Céline Dion, i solisti più famosi di Battisti sono stati suonati da lui, quindi ho avuto il piacere in un mio disco di lavorare con Phil Palmer, che ho scoperto essere poi una persona di grande umiltà. Più trovi secondo me persone e conosci uomini importanti proprio nel loro essere artisti, e più ti rendi conto che sono delle persone umili. Io con Phil abbiamo mangiato la pizza con le mani insieme, abbiamo fatto quelle cose che fanno diciamo due amici magari forse di banco, nonostante la differenza di età e soprattutto la grande esperienza e il suo grande successo nella musica, nel panorama internazionale. Io non immaginavo mai, non avevo mai saputo che i miei piedi potessero ballare. Questa è una cosa molto bella, diciamo. Quando mi hanno chiamato, mi ricordo che era il 25 di agosto del 2014, quando mi hanno contattato per propormi di fare Ballando con le Stelle, io lì per lì, dall'entusiasmo, ho detto subito sì al telefono. Poi ci ho pensato un attimo, ho fatto tipo 10 secondi di silenzio al telefono e ho risposto ma si balla? Perché per me era quasi una cosa normale che qualcuno mi chiamasse per cantare, ma non per ballare. Ho incontrato tantissime persone e lì in quell'esperienza ho capito che lo spettacolo può regalarti delle grandi emozioni. Ho avuto il piacere di essere scelto tra i 12 concorrenti in prima serata su Rai 1 da uno dei produttori storici che oggi non c'è più, che è Bibi Ballandi, quindi ho avuto il piacere di essere scelto da Bibi come uno dei cantanti fenomeni più forti, diciamo, del panorama musicale napoletano. Quando l'ho incontrato per me è stata una grande emozione, e quando ho conosciuto Milly Carluccio ho visto che, ecco, i grandi personaggi possono essere persone con un grande cuore, con una grande sensibilità. Milly Carluccio forse è una delle più belle persone che ho conosciuto in televisione negli ultimi anni. C'è una cosa curiosa che molti non sanno, ovviamente dietro le quinte di questa bella canzone. Diciamo che la canzone era un'altra, non era questa qua, nel senso che il testo era un altro testo. Una sera andammo a cantare appunto a una serenata di sposi, diciamo, di due ragazzi che si dovevano sposare, e lui gli fece un lenzuolo con su scritto: amore mio, non avere paura, io ti aspetto all'altare. Quando siamo arrivati a questa festa e abbiamo visto questo lenzuolo steso, diciamo, con questa dedica d'amore con un cuore rosso enorme, ci siamo guardati subito in faccia, io e i miei musicisti e uno degli autori della canzone, che è Luca Barbato. Ci siamo guardati in faccia e subito abbiamo intuito che quella era una delle frasi chiave, forse di una delle tradizioni più antiche di Napoli, che è appunto la serenata classica napoletana. All'epoca la serenata si faceva con il mandolino e la chitarra, oggi siamo un po' più moderni, voglio dire, usiamo i fuochi d'artificio, usiamo le scritte colorate con i fuochi. Per noi era quasi una sfida fare una canzone. Io non avevo mai cantato una canzone che parlasse, ecco, di due sposi, di una serenata. Avevo fatto in passato una canzone che parlasse di una cosa di due sposi, ma non era mai stata una cosa che io avrei scommesso che potesse fare successo. Quando ci siamo chiusi in studio, abbiamo fatto la canzone, abbiamo scritto Ti aspetto all'altare, e sotto mi mancava una parola prima di Ti aspetto all'altare, perché metricamente, quando si fa una canzone, devi rispettare delle battute metriche. E metricamente mi mancava una cosa prima di Ti aspetto all'altare. Così mia moglie mi diede una illuminazione e disse: ma perché non ci mettiamo Amo ti aspetto all'altare? Io la guardai e ho detto: brava, mettiamoci Amo ti aspetto all'altare.
Così è nata questa bellissima canzone, ma non ci immaginavamo mai che potesse in 8 mesi raggiungere più di 20 milioni di visualizzazioni. Anche perché le mie canzoni hanno delle visualizzazioni, diciamo molte, ma non hanno queste visualizzazioni qua, o soprattutto le hanno raggiunte in diversi anni. Quando abbiamo pubblicato, abbiamo fatto il video, stesso la notte del videoclip che è stato girato, diciamo, a Napoli, dove io ho il mio studio discografico, che poi è realmente la casa dove Tina è nata, la casa della mamma e del papà. La notte su Instagram e su Facebook ci sono arrivati milioni di tag, quindi forse da lì abbiamo immaginato che potesse succedere qualcosa, perché non era mai successo prima tutto questo scalpore, diciamo, in modo positivo. Quando l'indomani abbiamo visto che avevamo fatto 400.000 visualizzazioni in un giorno, abbiamo capito che forse c'era qualcosa stava succedendo qualcosa di bello, la magia della musica. Ecco, il grande D'Alessio dice 3 minuti di una canzone ti salvano, no? E quindi secondo me è la verità, 3 minuti di una canzone mi hanno dato, mi hanno fatto diventare, mi hanno cambiato, mi hanno dato una grande esperienza. La musica fa anche questo. Questa è una bella domanda. Non è facile, non è semplice, ma penso per tutti, voglio dire, ormai oggi i social sono alla portata di tutti, quindi dai bambini, che io sconsiglio vivamente ai bambini di usare i social, anche perché all'interno possono trovarsi all'improvviso navigando su cose che non devono vedere i bambini. E quindi i social ormai sono alla portata di tutti e tutti possono avere il privilegio di commentarti, di parlare direttamente con te, che da una parte è una cosa molto bella, perché poi sai realmente la gente quello che pensa di te, e da una parte diciamo, è un'arma a doppio taglio, voglio dire, un coltello con 2 lame, perché magari chi non conosce magari il tuo lavoro, magari tu pubblichi una foto e senza sapere pubblicano magari e ti commentano in modo negativo, e magari devi stare sempre lì a rettificare, a spiegare le cose. I social sono un mezzo pazzesco. Io mi ricordo che prima con mio papà ci mettevamo in macchina e dovevamo girare l'Italia per 2 mesi, città per fare tutte le radio, tutte le televisioni, tutte le cose, perché magari l'emittente televisiva la seguivano solo in quel palazzo, allora tu dovevi andare lì per farla, perché comunque era pubblicità, comunque la radio del paese, comunque le cose. Oggi non è più così, oggi seduti sul divano pubblichi una canzone, se funziona funziona, altrimenti dopo una settimana ne pubblichi un'altra e ci riprovi. Ecco, diciamo che è una grande forza soprattutto per chi ha tanti numeri, riesci a comunicare in modo breve a tantissime persone la stessa cosa. Indubbiamente questo è un video che andrà poi un'intervista che andrà sul mio canale, che magari chi mi sta vedendo adesso non abbiamo ancora cantato al Palaparteno per il 28 di febbraio del 2019, magari qualcuno mi sta vedendo che già è passato il 28 di febbraio. Indubbiamente il Palaparteno per me è un'esperienza unica ed è una delle prime strutture dove io ho avuto il piacere di incontrare 4-5 mila persone. Lì ho vissuto dei concerti meravigliosi, ecco, uno su tutti è quello con Belen, dove appunto ci siamo inventati una grande ed enorme cena spettacolo con 4.000 persone, quindi per me il Palaparteno è una delle tendostrutture che mi ha regalato serate indimenticabili. Mi sono ripromesso di andare oltre, quindi spero di poter realizzare uno dei miei sogni. Io già sono un uomo fortunato perché di sogni ne ho realizzati tanti. Uno su tutti ho quello di cantare all'interno dello Stadio San Paolo, che per me potrebbe essere forse una delle cose più importanti da fare nella mia vita. Perché nella vita, secondo me, è questa la cosa che conta, stare bene, essere felici con se stessi, essere appagati. E io oggi lo sono, voglio dire, grazie alla mia vita privata, ma soprattutto grazie alla mia musica, grazie alla tanta gente che mi segue, a tutte quelle persone che mi amano e mi rispettano da tanti anni. Ho conosciuto gente che dice: io mi sono sposato con le tue canzoni, oggi ho un bimbo, ho una famiglia. Quindi per me, nonostante io non sia un cinquantenne, è una cosa molto bella. Ma la riflessione, io canto sempre l'amore e canto sempre storie, cerco di cantare sempre storie reali. Quindi indubbiamente se uno vive una storia d'amore o viene lasciato o lascia o viene tradito o tradisce, indubbiamente troverà una mia canzone che lo fa riflettere, che lo mette all'interno di una situazione che dura 4 minuti, 3 minuti e mezzo e riesce a rivivere forse un'emozione forte. Di canzoni che mettono di buon umore ne ho tante, voglio dire, io sono uno che mi piace
far divertire la gente, e all'interno di un disco, all'interno comunque dei miei concerti canto, cerco sempre di regalare tante canzoni. Magari se parliamo di una delle ultime possiamo parlare di Vasello, possiamo cantare di Amore, 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 possiamo parlare di canzoni che comunque hanno fatto ballare tante persone. La canzone Jolly oggi ti posso dire che ti aspetta all'altare. Non ci sono secondo me canzoni Jolly in questo momento più forti. Possono esserci delle canzoni accodate a questo Jolly, come si fa sulle carte, con le carte, no? Ci sono 4 Jolly. I miei 4 Jolly possono essere Ti aspetta all'altare, può essere Si belle come Napola, può essere Si più forte me, e può essere Sotto le stelle. Penso siano le 4 canzoni forse più, insieme alla Regina dei Sogni, insieme a Sei bellissima, insieme a tutte le canzoni che mi hanno comunque portato a essere quello che sono oggi. E diciamo che qualche jolly in più ce l'ho da giocare. La soddisfazione più grande che mi ha portato il mio lavoro, io l'ho detto prima, mi ritengo di essere un uomo fortunato, perché quello che sono riuscito a realizzare, ci sono persone che magari nella vita fanno veramente tanti sacrifici per arrivare a fine mese. Io dico di essere fortunato perché ho un lavoro che mi piace, faccio qualcosa che mi appaga, qualcosa che mi rende felice, che mi fa sorridere. Poi ho la forza di sopportare il peso di questo lavoro, perché comunque ognuno di noi con il proprio lavoro deve subire un peso, perché il nostro lavoro ha un grande peso e una grande responsabilità. Quindi mi sento abbastanza appagato da tutto quello che già mi ha regalato la vita. E poi penso che al di fuori del lavoro mi sento un uomo fortunato perché ho 3 figli che sono sani, sono belli, ho un amore bellissimo, una storia d'amore che mi rende orgoglioso tutti i giorni. Quindi penso che siano queste le cose più importanti, avere 3 figli belli, sani, e soprattutto una storia d'amore che mi fa sorridere sempre. Inconsapevolmente ho fatto il sacrificio di non essere mai bambino. Io non sono mai stato un bambino, non ho avuto il tempo di essere il piccolo Tony, o il piccolo addirittura Antonino, come è giusto che sia. Non ho mai giocato a calcio, non ho mai avuto una bicicletta, non ho potuto mai sudare con soddisfazione, perché se ne andava via la voce, perché dovevo stare attento, perché giustamente avevo le serate, dovevo rispettare gli impegni presi con la gente, nonostante ero un bambino. E poi ho dovuto essere bambino quando sono cresciuto, mi sono preso, ritagliato quegli spazi che erano per me, che sono per me fondamentali, quale giocare a calcio con gli amici, magari divertirsi una serata e bere una birra in più, sudare e correre magari con una bicicletta in giro per la città, in giro magari anche per il mondo. Quindi queste sono quelle cose che non ho potuto fare e che in un certo senso non rimpiango. L'ho fatto perché non mi sono reso conto, non ho avuto il tempo di pensare a quelle cose, perché c'era una cosa che era più forte per me, era la musica. Volevo cantare. Quando chiedevano a tutti i bambini cosa volete fare da grandi, io dicevo sempre voglio fare il cantante. Non ho mai detto voglio fare il calciatore oppure voglio fare il medico, ho sempre detto la stessa cosa, da quando avevo 6 anni. Chiedete oggi a un bambino di 6 anni cosa vuole fare e risponderà, se lo chiedete per 7 giorni, tutti i giorni il bambino risponderà 7 cose diverse. Io invece dicevo sempre uguale, dicevo sempre la stessa cosa, dicevo che volevo fare il cantante, l'artista. Io ho l'impegno di fare l'artista, c'era tutto, e quindi insieme all'aiuto della mia famiglia ho fatto il conservatorio, ho avuto il piacere di essere un alunno del Vincenzo Bellini di Palermo, che è uno dei conservatori più importanti d'Italia, insieme ad altri conservatori tipo quello di Napoli. E quindi ho studiato, ho avuto modo di studiare la musica, di capire cosa volevo fare, cosa erano quelle note che io cantavo. E l'ho fatto col pianoforte, l'ho fatto con la chitarra, l'ho fatto con diversi strumenti, perché poi mi sono appassionato, ho visto la musica e sono entrato all'interno del mondo, del cuore del suono, che è il conservatorio. Quindi lì ho capito, ho studiato cosa significava cantare e suonare. Quello che secondo me dovrebbero fare tutti, dovremmo fare tutti, anche noi cantanti, nonostante che siamo cresciuti, nonostante che la vita va avanti e facciamo tante cose, concerti, serate, dovremmo secondo me sempre studiare. Ecco, uno degli esempi secondo me più belli della nostra musica sono 2 artisti, 2 cantanti italiani, uno dei 2 è un napoletano doc, sono Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Secondo me sono i 2
esempi da seguire. Sono due uomini che hanno superato, penso, la sessantina di anni tutti e due, e nonostante ciò si allenano, studiano tutti i giorni. Quindi secondo me l'esempio giusto da seguire sono questi due artisti, ma io ne conosco veramente tanti artisti che fanno ancora questo, quindi l'esempio da seguire è questo. Soprattutto il consiglio da dare a tutti i ragazzi giovani che vogliono intraprendere la musica è quella di studiarla, perché solo così puoi entrare all'interno della musica e sapere cosa significa. Mio padre, per me, te lo dico e mi emoziono, perché è una parte importante della mia vita, nel senso che è stato per me tutto, è stato il compagno di viaggio, è stato, io mi ricordo che stavo in macchina, facevamo i chilometri, migliaia di chilometri, e tutte le volte che mi svegliavo trovavo papà a fianco a me che guidava, nonostante la stanchezza, nonostante le nottate, la pioggia, la neve, stava sempre vicino a me. Mi ha accompagnato fino ai miei 18 anni, poi papà ebbe un incidente e quindi non mi ha potuto seguire più. Ma per me, penso come tutti, è l'eroe della vita, è la spalla a cui puoi sempre dire tutto, no? È la persona con cui tu ti puoi sempre fidare. Il padre, penso il padre e la madre sono i due uomini che tu non devi mai avere paura, voglio dire, qualsiasi cosa succede nella vita puoi sempre dire papà ho bisogno di te, oppure mamma ho bisogno di te. Sono, penso, le due parole più belle che si possono pronunciare nella vita. Ecco, i genitori penso siano la parte più importante di noi figli. Eh sì, perché io poi ho cercato di essere papà, nonostante io sono diventato papà a 23 anni, quindi oggi i ragazzi di 23 anni si vogliono divertire, no? Nel senso, i giovani, io penso che i figli si debbano fare dopo i 30 anni, perché c'è per me, secondo me, un'età per fare tutto, per essere giovani, per divertirsi, per fare le cazzate. Secondo me ogni età ha un ruolo importante e io ho cercato nel miglior modo possibile di imitare mio padre, di essere l'uomo di famiglia, di trovare sempre la famiglia unita, di tenere sempre tutti a tavola, voglio dire, alle 8 di sera. Quindi quella è stata una delle cose che ho preso come spunto e come esempio da fare nella vita. Papà mi ha insegnato tanti valori importanti, mi ha insegnato a essere onesto, a essere un uomo leale, a non tradire mai chi ti apre la porta e chi ti aiuta, ad avere un senso di riconoscimento verso le persone che ti hanno dato qualcosa, o bene o male, voglio dire, io ho avuto migliaia di esperienze nonostante la mia giovane età, ma il mio lavoro mi porta ad avere a che fare con tantissime persone, quindi diciamo che papà mi ha insegnato questo, mi ha insegnato a guardare sempre negli occhi tutti e prima di voltare le spalle a qualcuno, di aspettare un secondo in più, perché magari, ecco, lì puoi capire che non se lo merita quella persona, quindi quello mi ha insegnato sicuramente. La storia continua è, diciamo, la storia più parlata di tutti, no? Si parla più di Tony e Tina che di Tony Colombo ormai. Diciamo che io mi trovo inconsapevolmente all'interno di un ciclone non solo mediatico, ma anche, voglio dire, passionale, che riguarda tutte le coppie d'Italia e non solo, ma perché io ho fatto, diciamo, inconsciamente l'errore di essere pubblico e di pubblicare tutto quello che provavo per questa donna che mi ha dato tutto, fino ad oggi mi ha reso un uomo migliore, mi ha dato il suo amore, mi ha dato la sua anche esperienza, perché lei è più grande di me di 10 anni, quindi diciamo che lei mi ha accompagnato verso una vita migliore, mi ha fatto capire che nella vita ci sono delle cose che io prima sottovalutavo e quindi diciamo che il mio errore è stato quello di far vedere a tutti che io amavo questa donna ed è stato un bel errore, perché poi tutti si sono avvicinati a questa coppia perché vogliono oggi essere il Tony e Tina della situazione, no? Perché dicono spero che mio marito si comporti come te, chiedono dei consigli a Tina per questa storia, quindi diciamo che da questa cosa che solitamente magari qualcuno non fa, ci sono artisti che non pubblicano la vita privata, non fanno vedere la moglie, non pubblicano magari la loro fidanzata. Io a differenza loro ho fatto questa cosa, che all'inizio tutti mi hanno criticato, e questo dico un errore, perché tutti mi hanno criticato questo mio esporre questa cosa, che per altri era una cosa sbagliata. Oggi mi trovo ad essere una cosa a mio favore, perché oggi ci ama tanta gente e siamo
l'esempio dell'amore di molti. Se dici Tina, possono sembrare 4 lettere banali. Tina. Per molti può essere un nome come gli altri, per me non è un nome come gli altri, per me sono 4 lettere importanti che mi hanno portato a dare tutto quello che un uomo può dare a una donna. Oggi se sono il Tony che sono è grazie a mia moglie, grazie alla mia futura sposa. L'ho capito quando una sera, un pomeriggio, l'ho lasciata che dovevo andare in Sicilia a cantare e lì, quando ho girato l'angolo, mi sentivo impazzire, mi sentivo mancare il respiro. Lì ho capito che amavo Tina alla follia. Lì ho capito che senza di lei non sarei stato più uguale, la stessa persona. Quindi le cose si avvertono, i sentimenti non si comandano, non sono a telecomando, io dico non li possiamo accendere e spegnere quando vogliamo. Al cuore non si comanda, ed è la verità, è la famosa parola. Tony e Tina oggi sono, ecco, l'ho detto prima, sono l'esempio per tutti e soprattutto nella vita privata sono aperti ad aiutare tutti. Noi cerchiamo sempre di dare consigli a tutti, ci sono molti amici nostri che vengono proprio da noi a dire magari io Tony ho litigato, oppure Tino ho litigato con mio marito, che mi dici che cosa mi consigli di fare. Noi cerchiamo di aprire casa nostra a tutte le persone belle, oneste, persone che ci vogliono bene e ci rispettano per quelli che noi siamo. Quindi oggi Tony e Tina sono, diciamo, in un certo senso un'unica parola. Oggi, l'ho detto prima, artisticamente non esiste più Tony Colombo, esiste Tony e Tina Colombo. Siamo diventati un'unica persona, un'unica forma di cuore. Ma io, scherzando, in una mia diretta tempo fa dissi: ma perché mi sono sposato? Perché mi rendo conto che adesso, col fatto che sono più grande, il mio primo matrimonio avevo 20 anni, 19 anni, quindi un ragazzo di 19 anni non si rende nemmeno conto di quello che sta facendo. Per questo dico, oggi per me sembra essere il primo matrimonio, perché l'emozione reale di un matrimonio reale, di un matrimonio, di quello che si affronta per arrivare a un matrimonio. Quindi l'emozione, quando ti trema lo stomaco, per noi è una cosa veramente pazzesca. Ci sentiamo dei bambini, al mattino ci svegliamo col sorriso sulle labbra stampato, perché magari dovevo andare a fare il menù, magari dovevo andare a vedere i nastrini per metterli sulle sedie degli invitati. Quindi è una grande emozione, è una cosa, secondo me, è come quando nasce un figlio, no? È un'emozione, non sai veramente quella che è, quello che è, finché non la provi. Quindi aspettiamo questo 28 marzo veramente con grande emozione. Secondo me sarà uno dei giorni più belli della nostra vita. Ma diciamo che il saluto reale e bello da fare alla gente sarebbe quello di abbracciarli tutti, no? Di conoscerli uno per uno, perché sono veramente tanti e soprattutto, io dico scherzosamente, mi facesse piacere di venire a prendere un caffè a casa di tutti. E quindi voglio ringraziare tutta la gente, tutto il pubblico che mi ama, che ci ama, che ci segue e soprattutto che ama la musica napoletana e porta la musica napoletana in alto. Io voglio ringraziare il mio pubblico e soprattutto vi invito a lasciare un commento a questa intervista, se vi è piaciuta, e soprattutto di mettere un like a questo canale. Va bene? Grazie a tutto il pubblico e soprattutto grazie a te. Faccio muro con 4 parole, con 10 colori c'è scritto per te. Amo, ti aspetto all'altare, appena arriva lontano ti voglio vedere, con quanta lacrima ancora. Tu fanno gli ultimi passi, è nato me, e te vicino all'altare, dici me stessi parole, giurare.